Scatman's World. Gran Premio del Brasile come sempre in qualifica al 12° tempo o 11° 12°. Questo è il trend di adesso. Pole position per Gigi Hamilton, secondo Rosberg, terzo Alfonso. Mancano 2 gare alla fine del mondiale. La sfida è sempre più interessante. Ragazzi, Gran Premio del Brasile, 18° tappa del mondiale. Vai Fioi. La curva do Sol, la S di Senna sarà la curva pericolosa all'inizio perché possono succedere tanti incidenti in quella curva. Occhio Fioi e andiamo. Vai al sandwich, vai al sandwich, piccolo sandwich come Niana. Mamma mia. E siamo già quarti. Attenzione Ricciardo, prova all'interno, Riccia. Attenzione, c'è le 2 Mercedes e la Red Bull di Sebastiano. Attenzione alla Red Bull di Sebastiano. Occhio. Vai Comendon, spingi a cannone veneziano, a cannone come, a cannone. Purtroppo non devono andarsene le Mercedes, non devo perdere terreno se no è finita ragazzi per il mondiale. Attenzione, 2 ritiri intanto, 2 ritiri insieme di incidente probabilmente, vediamo se sarà safety car. Vediamo se Rosberg ha perso posizioni. Rosberg ha perso, il Comendone ci prova. Comunque tra i 2 ritirati c'era anche Alfonso. Quindi Alfonso si è ritirato ancora ragazzi. Dai come. No. Siamo davanti a Rosberg ma chiaramente non basta. Ripeto oddio. Sempre che mi devono capire se c'è la gara doppia ad Abu Dhabi, perché se no so cazzi, cioè. Se no abbiamo già perso, insomma. Almeno se c'è la nostra gara chi se ne frega, onestamente. Rosberg è indietro, ragazzi, sarebbe un peccato se fosse la gara doppia. Comunque 2 ritiri. DRS abilitato, attenzione. Battaglia, il primo è Vettel, incredibile Seba. Incredibile il Seba, giro record di massa, 1.17.285. Dai Fioi. C'è molta bagarre ragazzi, in questo Gran Premio di Interlagos. Dai Fioi. Siamo ancora attaccati alla Mercedes di Hamilton e alla Red Bull di Sebastiano, crediamoci ragazzi. Miglior secondo settore. Dai come, go. Ricciardo però è molto vicino. Richard 15, 16. Grande giro ma non è il fastest lap. Cominciano ad andarsene purtroppo. Giro record di Sebastiano. Record del Seba. Purtroppo se ne stanno andando i primi 2. Non è neanche un brutto ritmo, però ragazzi i primi sono in fuga. Ricordiamo che c'è anche Hamilton per la lotta, non solo Rosberg. Quindi comunque a perdere punti da Hamilton avrebbe poche possibilità per il titolo. È veramente dura ragazzi, è veramente dura. Sono stato proprio curioso di vedere l'incidente tra Alonso e chi altro, non lo so perché 2 ritiri così
in un secondo. Altro giro completato, ma Hamilton comincia ad andarsene. Ragazzi, pit stop, pneumatici morbidi. Ormai purtroppo le prime due posizioni sono andate, pazienza, a sto punto il mondiale è andato così, la vedo veramente duro di recuperare. Questo ha fatto meglio ad Austin e a Sochi, dove sicuramente a Austin sapevo di fare bene ma non così. In Sochi, ma stai zitto, in Sochi invece che mettere una gara in incognita, ma che danno? In Sochi insomma è andata bene che quella senza sapere insomma il risultato perché era la prima volta. Qua in Brasile che mi aspettavo la vittoria, che ho vinto anche mi ricordo su F1 2012 però box e niente, qua purtroppo l'è andata male. Box e si va ai box. Carburante basso, vai. Bravi. Questo carburante, queste gomme morbide, vediamo, prossimo giro al 22esimo, la prossima sosta. Carburante normale. Nona posizione. La vettura che ti segue monta pneumatici duri, quindi girerà più lentamente. Va bene. Di aumentare il distacco. Sarebbe bello una safety car, che vorrei una bella safety car di quelle proprio pesanti. Però purtroppo per queste cose non è che sono proprio strafortunato. Pioggia non è prevista, quindi colpi di scena ho paura che non ce ne saranno in questa gara. Sarà molto dura. Mi aspettavo molto di meglio per il... Me ne frega un cazzo, stronzo. Tante sono ai box. Ottimo lavoro, mantieni questo ritmo. È proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Box. C'è molto traffico ai box Vedo. momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Vai come veloce. E ho perso la posizione. Ho perso la position. Ho perso una posizione. Però le dure Ricciardo ha le dure però. Carburante elevato. Dai cazzo, le dure. Spingi come non spingi. Devo riprendermi assolutissimamente la terza posizione. Tanto non si vede più Rosberg. Rosberg forse ha perso posizione nel valzer di pit stop. Dai fioi, dai. Il gap dalla vettura davanti a te è di meno di un secondo. Sorpassala nella zona DRS. Ci provo io, porco. Vai di DRS, eccolo qua l'occasione. Della vettura davanti nel settore 1. Sfrutta questo vantaggio per superare. Eccoci qua, sorpasso del Cume. Tanto non avevo alternative, ce la dovevo fare. Posizioni sul nostro obiettivo iniziale. Carburante normale. Bravi ragazzi, bravi. 16 lunghissimi secondi però da Gigi Hamilton. Purtroppo sto subendo tanti secondi da Hamilton. E mettiamo anche che Rosberg sia fuori, sia più lontano rispetto a noi. Però se Hamilton va davanti a me comunque a 47 punti di vantaggio, va sopra i 50 ed è finita in ogni caso, anche se c'è la gara doppia.
Maledetto Gigi, maledetto Gigi, maledetto Gigi. Gigi è proprio scappato via. Andiamo a vedere forse miglior prestazione. Ci sono stati un po' di ritiri, ragazzi, siamo a 16 macchine rimaste. Su cui penso che la vittima più illustre sia stata Ricciardo. Però non ne sono neanche sicuro, però non lo vedo dopo Rosberg, boh, non lo so, vabbè. Comunque ragazzi, c'è poco da dire. Il mondiale è andato. Il mondiale purtroppo è andato. Veramente abissale la distanza. Non so che se arriverò terzo onestamente. Mamma mia. Mamma mia che errore. Che errore ragazzi, che errore. Sulla vettura di Hamilton sono state montate gomme dure, cercherà di effettuare uno stint. Mamma mia che erroraccio che ho fatto. Non ci credo più tanto chiaramente. Pneumatici duri. È confermato, alla prossima sosta monterai le gomme dure. Mamma mia ragazzi, ormai le gomme finite. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. Sì, coglionazzo, sì. Vai box, ok. Il Cume ai box, perdi 200 posizioni. Vai veloci ragazzi, dai veloci. Veloci, 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 bravi. Ottavi siamo, no, forse anche... No, ne vediamo un po'. Ok, pit stop finiti. Ottava posizione per il Cume. Adesso si riescono a guardare se Rosberg e gli altri guadagnano, sono cazzi, Gara non bella onestamente come in Brasile, si vede che boh, probabilmente mi sono giocati bonus ad Austin e a Sochi, vai. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Dai ragazzi, dai, proviamo a tenere il terzo posto, sarà durissima però, sarà veramente, veramente dura. Spingi, il distacco dalla vettura davanti a te è di circa 4 secondi. Spingi te, coglionazzo, no? Qualcuno va ai box. Ma l'è dura ragazzi, l'è molto molto dura. Siamo settimi. 7th place. Settima posizione su 16 vetture. Questa molto utile, è una safety car che non arriva chiaramente. Sì, se ne sono anche stati di ritiri, di cui 2 volte, 2 consecutivi, uno all'inizio e uno nella parte centrale, ma niente. Non vuole uscire la safety car, maledetta. Probabilmente si saranno ritirati tanti piloti anche nelle retrovie, quindi è più difficile, o magari in punti non pericolosi. Peccato che la safety car poteva ritornare tutto in ballo. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura. Gara pigra proprio, classica gara pigra. Opportunità di sorpasso. Qualcuno ai box. Qualcuno è ai box. Ma non ce la faccio a prenderlo, Speriamo che non sia uno davanti, però ho paura che sia un pilota davanti a me. Speriamo di no.
Niente, ormai sono veramente con la testa un po' scollegata dalla gara. Mi rendo conto che il titolo piloti è andato. Ho fatto una grande rimonta ma non è servita. Sarà il prossimo anno il nostro, secondo anno, il tipico e classico secondo anno come indiano. Gara molto molto particolare a Interlagos. L'unica chance sarebbe una safety car, ma la vedo abbastanza dura ormai, se non è ancora arrivata con tutti i ritiri sarà dura vederla. Qualcuno ai box. Hamilton è primo, Hamilton se la gioca con Rosberg, bellissimo duello. Quarta posizione. Purtroppo l'ho persa da Magnussen, incredibile. La tengo su Rosberg ma la perdo su Magnussen, perdo il podio per colpa di Magnussen, io non ho parole, La gara è così, e pazienza onestamente. La McLaren può prendere un podio veramente insperato. Dobbiamo solo sperare che Magnussen deve ancora fare la sosta, altrimenti so cazzi, Non mi aspettavo addirittura fuori dal podio, onestamente, proprio non me l'aspettavo. Comunque anche Rosberg è vicino, veramente, veramente gara difficilissima. Se vediamo qualcuno ai box, bisogna capire chi è. C'è molta bagarre comunque, c'è tanta e tanta bagarre. Siamo terzi. Siamo terzi, calma però. No, siamo terzi o quarti. E vaffanculo, siamo terzi. Meno male che era Magnussen in quelle box. È andata bene ragazzi, è andata bene. Possiamo difenderci da Rosberg, ma dai, positivo. Molto molto positivo. Alla fine non ho perso posizioni, già questo è una cosa positiva. Era proprio la guida ormai. È una guida un po' fiacca perché il Kuma ha capito che per il mondiale è veramente, veramente finita. Solo un miracolo può riportarmi in corsa. Ma onestamente non lo merito neanche, non ho guidato bene qua a Interlagos. Non capisco il perché, ma è andata male. Cerchiamo solo di tenere il podio per finire alla grande la stagione. Tanto Hamilton perde la posizione su Vettel. Sì, nella speranza che sia proprio lui il ritiro, ma il ritirato della gara me la vedo abbastanza dura. Chi è al primo posto? Vettel immagino. Comunque ritiro. 15 macchine, dai, dammi la safety car, cazzo. Dammela, ci sto pregando, attenzione, secondo! Incredibile Gigi! Incredibile Gigi! Ritiro di Hamilton! Ritiro di Hamilton! Non ci credo. Non ci credo, questa è la Formula 1 ragazzi, ritiro di Hamilton. Pazzesco ritiro di Gigi. Pazzesco ritiro di Gigi. Il problema è che c'è Rosberg che è quarto. Quindi comunque... Ma non ci credo signori, questa è la Formula 1. This is F1. Ritiro di Hamilton, ritiro di Gigi. E adesso stiamo fino alla fine. Potrebbe darmi la safety car, però non me la dà. Non me la vuole dare il porco. Vettel torna in testa. Non ci credo, non ci voglio credere. Signori, la Formula 1 cos'è? La Formula 1 cos'è? Ancora ti fa battere il cuore l'F1. Purtroppo c'è Rosberg che è terzo.
Ma Hamilton che ormai era primo in fuga solitario, probabilmente problemi ai freni, al motore, chi cacchio ne so. So solo che Hamilton è fuori. E in questo momento Rosberg è campione del mondo, penso. In questo momento Rosberg è campione del mondo. Che casino ragazzi, che casino. Comunque noi siamo per chiudere al secondo posto, mancano ancora tanti giri, è vero, può succedere ancora di tutto qui a Interlagos. Pazzesco, se c'era la safety car, 39 secondi da Vettel. Un'enormità purtroppo. Incredibile, se non cappellavamo le prime gare saremo qui a lottare per il titolo anche noi. Ma cosa è successo a Hamilton? Incredibile Gigi, incredibile. Sarebbe l'apoteosi il ritiro anche di Rosberg, ma non dovevamo chiedere troppo. Mi piacerebbe arrivare secondo nel mondiale, vice campione il primo anno in Formula 1, sarebbe bello. Ma Hamilton è uscito ragazzi, Gigi è uscito e Rosberg ormai penso sia campione adesso, non so. Ma forse no, dipende dall'ultima gara se vale doppio o no. Non l'ho ancora capito onestamente, ma penso di sì, teoricamente se c'è il regolamento ufficiale F1. Quanti ritiri comunque in Interlagos se non è mai uscita la safety car. Veramente bizzarra questa cosa. Lo so, ma ormai sinceramente sto pensando più a quello che ho perso, perché bastava fare qualche punto in più all'inizio. Ho sprecato Melbourne e Sepang, 2 gare per me favorevolissime. Che gara però, che gara ragazzi. Io speravo nella safety car e invece Hamilton fuori. E siamo davanti a Rosberg, è quello il bello. Gigi fuori davanti a Rosberg eppure stiamo perdendo il mondiale in maniera anche matematica. Anche il ritiro della Germania mi ha sicuramente un po' dato fastidio, quelli erano punti importanti, anche arrivare sesti, quinti. Signori, è così. Attenzione al carburante. Attention al carburante. Ormai stiamo fino alla fine ragazzi, fino alla fine. Rosberg adesso c'è anche il carburante migliore, cioè nel senso avrà sicuramente una miscela, almeno uno standard. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Mamma mia, 36 millesimi. Tanto Magnussen supera Rosberg. Attenzione, 2 macchine superano Rosberg, incredibile, ma Rosberg adesso recupera. Mamma, cosa sta succedendo in questo campionato? Mamma mia, che succede? Rosberg è in battaglia. Che bagarre ragazzi, che bagarre. Bagarre impressionante. Sarebbe bello riuscire ad avere anche un'ultima gara, almeno avere... No, no, la matematica di essere fuori dalla lotta, sarebbe bellissimo. C'è una Force India che tiene dietro anche Rosberg. Rosberg ha perso 2 posizioni nella battaglia con me, ma io ragazzi devo anche difendermi, cioè... Io non ho neanche capito sinceramente perché ha perso le 2 posizioni. Io però devo difendermi, fioi, in tutti i modi possibili. Dai, fioi, dai. Manca poco alla fine, attenzione. Qua Magnussen in prova. Teniamo la posizione. Rosberg è tornato subito. Tutti sfruttano le bagarre. Rosberg è tornato e ha superato chiaramente la Force, penso di Nicolino.
Gara impressionante. Lotta con Magnussen. C'è una bagarre impressionante dietro, chiaramente. Hanno le gomme morbide. Io faccio molta fatica. Hanno tutti le morbide, quasi tutti penso. Forse solo la Force India, adesso non capisco, ma sicuramente Magnussen e Rosby fanno le morbide, mi sembra. Sì. Dobbiamo tenerli dietro a tutti i costi. Voglio il secondo posto dopo le 2 vittorie. Dai ragazzi, andiamo a fare una grande impresa, tenere dietro Magnussen e Rosberg che hanno le 2 morbide. Dai fioi, concentration e anche please, concentration. Il nostro concentration please ha fatto la storia della Formula 1, ragazzi. Rosberg ha superato Magnussen. Niente da fare. Rosberg è più veloce, chiaramente. Non ce la faccio più a tenerlo dietro Rosberg. Dai ragazzi, dai. E inizia il final lap comandiano. Ho preso le bombe da Vettel, ma forse possiamo ottenere la seconda posizione. Rosberg si prova. Il cui prova all'esterno, ma Rosberg ritenta. E la teniamo. Mamma mia che lotta con Rosberg. Lotta pura con Rosberg. Adesso lui chiaramente. Qua se ne va. Va a vincere Sebastiano. Vince il Seba. E Hülkenberg ne approfitta del duello veneziano Alonso e veneziano Rosberg. Mamma mia che casino. Non vedo più un cazzo. Ma porca miseria, questa visuale è bella, però quando c'è la vittoria non si capisce niente. Prendiamoci il secondo posto, prendiamocelo. Hülkenberg incredibile terzo. Ha sfruttato le bagarre di Magnussen, Rosberg e veneziano. Dai, andiamocelo a prendere questo secondo posto, prendiamocelo. Prendiamocelo ragazzi, prendiamocelo. Con le unghie e con i denti hanno tutte le gomme migliori, tranne Hülkenberg. Attenzione. Secondo posto. E si gode, mamma mia. Che sofferenza ragazzi, che sofferenza. Vediamo la classifica. I ritirati sono Ricciardo, Ericsson, Bianchi, Massa, Alonso, Bottas e Hamilton. Anche mamma mia quanti ritiri. Ok, classifica. Sono secondo, ma a meno 55. Purtroppo non ce la faccio, per 5 punti non posso lottare. Però cerchiamo di difendere il secondo posto in campionato. Costruttori siamo terzi e dobbiamo assolutamente arrivare ai secondi a superare la Red Bull. Raga, un saluto da Kumendo. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.